La buona notizia è che non ci sono focolai all'interno dei 4 centri estivi in altopiano, dove 6 operatori risultati positivi al Covid hanno lavorato a stretto contatto con i bambini. Sono stati effettuati 156 tamponi e solo un bambino è risultato positivo, fortunatamente asintomatico, al centro estivo di Cesuna, che resterà dunque chiuso fino al 24 luglio. Tuttavia, i contagi nell'area dell'URSS 7 crescono: 348 complessivi, più 21 rispetto a domenica, la maggior parte dei quali è geolocalizzata in altopiano. Ieri abbiamo fatto circa 1 migliaio di tamponi in tutta l'azienda, abbiamo 21 positivi in più, sono quasi tutti concentrati sull'altopiano. Questo vuol dire che c'è un aumento dei casi di positività, però tutti sono asintomatici, non abbiamo ricoveri in ospedale e il fatto che avvengano sull'altopiano molto probabilmente è dato dal fatto che c'è il giro di turisti. Non ci sono nuove segnalazioni di variante Delta, eccezion fatta per i 2 casi rilevati 10 giorni fa. L'ULS 7 viaggia a ritmi sostenuti, 3.000 vaccini al giorno, però serve essere più performanti nella fascia d'età over 65. Soprattutto gli ultrasessantenni che non si sono ancora vaccinati, a cui l'abbiamo scritto, li abbiamo ricercati con i medici di medicina generale, perché stiamo riscontrando, per fortuna nelle altre ULSS del Veneto, non ancora da noi, che quelli che vengono ricoverati con il Covid in terapia intensiva sono appunto non vaccinati.